Agrigento, a San Leone, all'Hotel Vaglio della Luna, in collaborazione con l'Associazione Siciliana della Stampa, è stato presentato il libro del giornalista e scrittore agrigentino Lorenzo Rosso, intitolato Punta Bianca. Nella recensione si legge: si racconta la storia di un uomo in crisi che vede in lontananza una piccola barca abbandonata che diventerà presto simbolo di libertà. Vi è forte legame col mare ed è trattato anche il problema dell'immigrazione e dei cosiddetti viaggi della speranza lungo il Mediterraneo. Nel corso della serata la sand artist Stefania Bruno ha realizzato alcune sue creazioni. Punta Bianca è la storia di una piccola barca, di un grande sogno, è un racconto di mare che è stato pubblicato proprio in questi mesi, ma che risale a qualche tempo fa. È ambientato a Punta Bianca ed è la storia di una persona che trova per caso una vecchia barca a vela, la rimette in sesto e sogna di attraversare il mare. L'editore, la casa editrice Ecumenica di Bari, ha voluto con questo racconto aprire la nuova collana di narrativa. La casa editrice aveva sempre solo pubblicato saggi, volumi di filosofia, di teologia. Con Punta Bianca ha inaugurato la nuova collana di narrativa. È un racconto che si legge tutto d'un fiato, un pomeriggio al mare, una notte in cui magari non si riesce a prendere sonno. È un racconto fresco che invito a leggere e spero che ne seguiranno altri che possono essere graditi ai lettori. Nel contesto del racconto viene solamente sfiorato il problema dell'emigrazione, perché il protagonista trova un relitto abbandonato che è servito ad alcuni nordafricani ad arrivare sulle nostre coste. Inseguendo il sogno di una vita migliore, e il protagonista invece sogna di andare dall'altra parte del mare e questa barca sostanzialmente va e viene da una sponda all'altra del Mediterraneo portandosi appresso i sogni di libertà e di vita migliore di tante persone.